regno per sempre. Amen. Padre nostro in cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me, la tua volontà si compia come in cielo sulla terra, il tuo pane dona oggi a me. Perdona ogni mio peccato, perché io possa perdonare. Proteggi dalla tentazione e salvaci da ogni male. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno per sempre. Amen. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno per sempre. Amen. Per sempre. Amen. Per sempre. Amen. Nel buio canterò, so che mi ascolterai, e mentre aspetterò, come l'aurora verrai. Chi temerò contro i nemici miei? Combatti al posto mio, nelle battaglie sei il solo scudo ed io. Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Non trovo forza in me, ma tu mi sosterrai, la mia salvezza in te per me trionferà. Chi temerò? Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre
resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele, sei fedele. Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'Eterno, migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'Eterno, migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Alleluia a te, Signore. Campa i tuoi angeli questa mattina, Signore. Alleluia a te, Signore. Oh, Signore, siamo qui per lodarti questa mattina. Possiamo riconoscere, Signore, questa mattina. Io volevo testimoniare in base a questa canzone di stamattina, che è stata sia una lode e una preghiera che mi ha guidato tutta la vita. E appunto posso proprio testimoniare, voi tanti sapete e chi no, sia quando è mancata mia mamma che si è tolta la vita, quando ho avuto attacchi di panico. Io cantavo questo canto e proprio il Signore era sempre vicino a me, mi ha fatto sentire che era veramente, che mi amava tanto e che nonostante quelle cose terribili che stavo attraversando, Lui era lì. E anche nell'ultimo periodo, in questo ultimo anno qua, io ho avuto praticamente un cancro al seno, e molto brutto tra l'altro. Mi hanno detto i medici proprio che ho beccato quello più terribile da combattere. E ho passato momenti bui, però la maggior parte, il 99% del tempo, io ho avuto questa preghiera e questo canto nel mio cuore. Lui ha combattuto per me, per la mia famiglia, e ho avuto la paura umana per qualche giorno. Dopodiché Lui ha preso il sopravvento, il Signore, e ha veramente portato, nonostante il passaggio attraverso la valle dell'ombra della morte, Lui ci ha dato, ma non solo a me, anche ai miei figli, a mio marito, per attraversare questa nuova tempesta, ci ha dato una gioia sovrumana, perché anche chi mi vedeva diceva: cosa c'entra che hai quella gioia lì? E invece c'è. Gioia contro le apparenze, e serenità, perché comunque vi dico, fratelli, non è che mi sono aggrappata a una convinzione di guarigione, no.
non l'avevo. E come non ce l'ho tuttora, io non lo so, i miei giorni sono contati da lui e accetto quello che viene da lui. Se la sua volontà, ho sempre detto, è che dovessi andare, è la sua volontà e so che sarebbe stato il meglio per me. Comunque, per cui lo dico anche per voi, che vi possa essere di aiuto quello che dico, di testimonianza, che il Signore non ci abbandona in nessuna dei momenti più brutti, più tremendi, che dite ma come si fa a sopportare? Si fa, perché Lui fa cose sovrannaturali, immense, e lo ringrazio per ognuno di voi, per tutti quelli che hanno pregato per me, anche altre chiese. Vi ringrazio con tutto il cuore perché la preghiera è importantissima e ringrazio il Signore e ognuno di voi. Amen. Gloria a Gesù. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi
Gloria a Gesù. Alleluia, quanti hanno bisogno di nuove forze questa mattina? Alleluia, quanti hanno bisogno di avere una ricarica spirituale? Alleluia. Sei nel posto giusto questa mattina. Sei nel luogo giusto, un luogo dove si adora il Signore in spirito e verità, dove Dio opera, guarisce, libera, sana, salva e battezza nello Spirito Santo. Questa mattina mi hanno chiesto 2 sorelle di ricevere l'unzione dell'olio. Li vorrei chiamare qui davanti, a Cristina e Serena. E voi a posto, per favore, potete pregare, stendere le vostre mani. Chiamo il consiglio degli anziani qui davanti con me e cito ciò che la parola di Dio dice. C'è tra di voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. C'è tra di voi qualcuno infermo? E chiami gli anziani della Chiesa ed essi pregano su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Guardate cosa dice subito dopo, perché è molto importante. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. È molto importante non soltanto venire qui davanti e ricevere una preghiera o l'unzione dell'olio, è importante confessare i peccati gli uni agli altri affinché siate liberati. La parola di Dio va presa completa, non va presa soltanto dei versi. Questo qui non c'è l'acqua santa, non c'è la benedizione del prete, del pastore. Qui c'è una presa di posizione davanti a Dio. E la presa di posizione la puoi prendere solo tu, perché dice la preghiera della fede dell'ammalato è la preghiera della sua fede, ma se deve mettersi a posto con qualcuno, con il Signore, lo faccia affinché sia guarita completamente. Non abbiate nessun altro debito se non di amarvi l'un l'altro. Amen. Stendete le vostre mani mentre noi ungiamo d'olio. Gloria a Gesù. Chiudete i vostri occhi per favore. Questo non è uno spettacolo. Qui non siamo a fare teatro. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Serena, in autorità alla parola di Dio, noi ti ungiamo d'olio. Ci sottomettiamo alla sua autorità e in ubbidienza alla sua parola noi chiediamo guarigione sulla tua vita nel nome di Gesù. Una guarigione totale. Alleluia, fisica, spirituale, nel nome di Gesù. Serena, sii guarita per il sangue prezioso di Gesù, perché per le sue lividure abbiamo avuto guarigione. Amen, sii guarita Serena, nel nome di Gesù. Alleluia. Cristina, alleluia. In ubbidienza alla parola di Dio e ti sei sottomesso all'autorità della parola di Dio, noi ti ungiamo d'olio. Nel nome di Gesù, sii guarita completamente dalla tua infermità, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, e che lo Spirito Santo possa parlare al tuo cuore in modo particolare, che tu possa ricevere discernimento e liberazione nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Gesù. Amen. Gloria a Dio. Avete un altro inno da cantare? Alleluia. Vogliamo cantarlo allora? Accomodatevi pure, lo cantiamo lo stesso. C'è qualcosa, alleluia, di meraviglioso? Non c'è un luogo più alto, è bellissimo, gloria a Dio, è uno dei miei preferiti. Non c'è un luogo più alto, sei d'accordo? Che non c'è un luogo più alto questa mattina dove tu potessi essere? Amen. Hai pagato qualcosa per venire qui? No, vero? Non si paga nulla, l'entrata è gratuita. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò, alleluia, ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho, luogo sicuro
solo le tue mani, dove niente mi può fare del mal. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho. Luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. E qui io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. Io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Vinti. Alleluia. Accomodatevi fratelli, accomodatevi sorelle. Gloria a Dio. Ieri sera c'è stata una bellissima festa qui, mi hanno detto, e quindi voglio chiamare almeno coloro che sono, diciamo, gli organizzatori di questa festa, in modo che ci possono dire qualcosa. Abbiamo visto le foto che sono state mandate.
Abbiamo un piccolo video da vedere che ha preparato Marianna stanotte, non ha dormito, no, ieri sera, lo vediamo, che è un riassunto di quello che abbiamo fatto. Ecco, quindi vogliamo ringraziare il Signore per ieri sera perché è molto bello stare insieme e l'ho già detto ieri sera, comunque lo dico anche, vorrei ripetermi, anzi, pensavo di non dirlo ieri sera invece, vabbè. Ringrazio il Signore per questa volta in particolare perché è stato anche un po' abbastanza sofferto perché abbiamo avuto noi un periodo un po' difficile in questi ultimi mesi partendo da agosto, settembre, ottobre io che mi sono ammalata, quindi un po' di difficoltà magari di incontrarci, di metterci d'accordo così, però di questo ringrazio Marianna e Carmela perché sono sempre state, cioè arrivavano e io pensavo adesso mi diranno non ce la facciamo, lasciaci da parte per questo momento e invece venivano sempre con tanto entusiasmo, tanto voglia di fare. E ho visto proprio che il desiderio loro era di farlo per il Signore. Questa è una certezza che credo che abbiamo tutte, che lo facciamo per il Signore e non per compiacere noi stesse, non per essere apprezzate o così, ma proprio perché lo facciamo per il Signore. E voglio ringraziare il Signore per Deborah, perché è lei che si occupa di tutta la parte artistica, di decorazioni, e questa volta appunto perché ci sono stati un po' di problemi nostri, personali, insomma, ha dovuto un po' gestire un po' di più da sola, mentre invece le altre volte magari ci trovavamo tutti insieme, cercavamo di almeno dare una mano senza rovinare la parte artistica, perché lei è molto, ci tiene. E poi voglio ringraziare il Signore per Giulia, che è l'unica che è con me fin dall'inizio, perché quando abbiamo iniziato questo progetto di Donne allo Specchio, c'era lei, c'erano alcune altre sorelle che dopo, nel corso del tempo, o per un motivo o per l'altro, non sono state più disponibili. Però lei c'è dall'inizio e vedo che anno dopo anno, volta dopo volta, vedo l'entusiasmo che ha. E forse non lo sappiamo, non si vede tanto, ma ha una capacità di condivisione non indifferente e tende un po' a sottovalutarsi, ma dà tanto e penso che anche ieri sera l'avete visto. E poi completo con quello che ho detto ieri sera, grazie al Signore per Katia e Chiara, che non sono parte delle organizzatrici, però ogni volta ci deliziano, ecco la parola giusta, ci deliziano con un canto. E in realtà loro non sono neanche a conoscenza di quello che facciamo, cioè di cosa condividiamo.
Cioè, diciamo, diamo qualche indicazione, ma niente di più, e ogni volta, almeno per me, ma penso per tutti, insomma, viene fuori un canto molto bello e che ci porta poi alla preghiera finale. E non posso dimenticare Viorica, che è là in fondo, che si occupa della cucina, di gestire le sorelle, lo fa. Questa è la cosa bella, che ognuno ha un compito e lo porta avanti, quindi Viorica lo fa e non c'è bisogno di dire stai facendo, cosa non stai facendo, lei non si lamenta, continua così. E ringrazio il Signore veramente per lei. E ieri sera abbiamo avuto anche l'aiuto di Arianna e Veronica, perché appunto magari qualche volta per il tema che trattiamo abbiamo bisogno di un aiutino, e ci hanno aiutato in modo lodevole. Ecco, poi una cosa che ha detto Carmela, rubo le parole perché dovevo dirlo anch'io ieri sera ma mi è sfuggito. Ringraziamo veramente il Signore per le sorelle che vengono, perché non avrebbe senso fare questo se non ci foste voi. E ringraziamo il Signore veramente per le sorelle che vengono volta dopo volta, che vuol dire che stanno bene, cioè lo apprezzano e noi stiamo bene con voi. Ovviamente ognuno poi può avere un inconveniente o qualcosa, non può venire, non c'è nessun problema su questo, ma voglio veramente ringraziarvi per quelle che vengono sempre, per quelle che invitano anche altre amiche, parenti, così, perché noi lo intendiamo anche come evangelizzazione, condividere l'amore che abbiamo ricevuto, condividerlo con gli altri, quindi grazie anche a chi fa questo sforzo di invitare qualcuno. E basta. E adesso se qualcun altro vuole dire qualcosa, se no possiamo. Sì. Ovviamente ieri sera c'è stata una sorpresa da noi tanto inaspettata e giustamente, poiché la moglie del pastore, passa la patata a me in questo momento. Volevamo ringraziare il pastore in modo particolare perché queste medaglie ci sono state donate insieme a delle rose e una lettera che ci ha inviato all'ultimo momento ieri. E oggi sono stati toccati diversi punti su questo e voglio dire anche una cosa che volevo gridarla ma non mi sembrava opportuno, che ti amiamo tantissimo Monica. Sei una grande testimonianza per noi e penso che è fondamentale quando ci rendiamo conto che Dio ci sta dando ancora un'altra opportunità di testimoniare agli altri. Questo per me è stato eccezionale stamattina. E quindi proprio oggi sono stati toccati diversi punti, anche Elisa ha detto noi lo facciamo per l'opera di Dio. Tutto quello che viene fatto, il lavoro che fa Viorica, che facciamo noi, a volte non è semplice, veramente abbiamo avuto tantissimi ostacoli, ma la forza te la dà Lui, perché tu stai servendo Dio. E quindi voglio dire grazie a tutte quante voi perché siete la conferma di quello che noi facciamo, perché senza di voi non avrebbe nessun valore. E quando tu veramente ti predisponi a voler servire il Signore ti fa passare ogni situazione e ti dà la forza di andare avanti. Però siamo un po' umane e quindi abbiamo apprezzato tantissimo il riconoscimento di ieri sera da parte del pastore, perché anche se tutte quante noi lavoriamo per l'opera di Dio, anche gli uomini, non solo le donne, e quando lo fai perché lo fai per Cristo, non lo fai per l'uomo, però umanamente ogni tanto ci sta che qualcuno dice brave, complimenti, e noi l'abbiamo apprezzato tanto. Grazie pastore. E adesso ascoltiamo questa canzone, canto che è molto bello e che sia da introduzione alla parola che verrà data. Torno ancora qui alla tua presenza e ritrovo la speranza
c'è più rumore, la tua pace mette a tacere ogni bugia. E se dubiterò, io ricorderò la tua grande fedeltà. Non mi muoverò da qui se non sentirò la tua voce. E anche quando io non vedrò, la tua voce mi guiderà, nella tua luce mi porterai. Il tuo amore vince l'oscurità, non mi muoverò da qui finché tu non parlerai. Io ti aspetterò, nel silenzio qui afferrerò la tua verità. Non mi muoverò da qui se non sentirò la tua voce. E anche quando io non vedrò, la tua voce mi guiderà, nella tua luce mi porterai. Il tuo amore vince l'oscurità, non mi muoverò da qui finché tu non parlerai. Non mi muoverò da qui finché tu non parlerai. I muri abbatterai, ogni cuore guarirai. Non mi muoverò da qui. La tempesta finirà, il nemico fuggirà. Non mi muoverò da qui. I muri abbatterai, ogni cuore guarirai. So che sempre ci sarai. Non mi muoverò da qui. La tempesta finirà, il nemico fuggirà. Tu mi doni libertà, non mi muoverò da qui. E anche quando io non vedrò, la tua voce mi guiderà, nella tua luce mi porterai. Il tuo amore vince l'oscurità, non mi muoverò da qui finché tu non parlerai. Non mi muoverò da qui finché tu non parlerai. Gloria a Dio. Sono emozionato, sapete perché sono emozionato? Perché noi siamo dei privilegiati.
Quella morte di quella ragazza ieri mi ha toccato profondamente il mio cuore. Tutte le televisioni, tutti i giornali ne hanno parlato. Io ho seguito vari canali, in modo particolare Rete 4, ieri c'erano diversi esperti a parlare riguardo a questo argomento, no? Dall'inizio dell'anno fino adesso abbiamo avuto 104 femminicidi, 104 donne che gli hanno tolto la vita. Chi era anche incinta, aspettava un bambino da un rapporto che aveva avuto con un uomo sposato, per non farlo sapere alla moglie, proprio 6 mesi fa l'ha uccisa, una segretaria. Satana sta ottenebrando le menti. Quando lo capiamo questo? Quando capiamo l'importanza della Chiesa, quando capiamo che Dio ci ha dato un'arca di salvezza. La Chiesa è un'arca di salvezza. Allora ieri è stato detto c'erano ministri, sociologi, psicologi, psichiatri, insegnanti di pedagoghi e qualcuno ha detto la Chiesa ha fallito. Meno male che non ero lì. Mi sono alzato dalla poltrona e ho detto la Chiesa non ha fallito, perché la Chiesa di Gesù Cristo non può fallire. Perché Gesù disse, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Chi ha fallito è l'uomo, non Dio. Se tu non porti i tuoi figli in chiesa stai fallendo. Se tu non vieni in chiesa stai fallendo. Dio ti ha dato un'arca dove far crescere i tuoi figli. Allora si parlava ieri di insegnare adesso nelle scuole, nell'educazione delle donne. Qualcuno ha detto avete tolto il crocifisso dalle scuole. Avete tolto Cristo dalle scuole, cosa volete adesso? Cristo è fuori. Prima c'era anche l'insegnante di religione, che in qualche modo insegnava a avere il timore di Dio. Avete mai sentito dalle persone anziane non c'è più timore di Dio? Qua dicono non che sei più religioso. Non c'è timore di Dio. Ma la parola di Dio non cambia. La parola di Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E quindi la mia convinzione adesso è vedere mia figlia che ha 33 anni cantare e lodare il Signore. Vedere l'altra figlia impegnata nell'opera di Dio, perché ci siamo impegnati a portarle alle scuole domenicali. Ci siamo impegnati a portarle in chiesa. Voglio leggervi solo alcuni versi, ma non è la predicazione di questa mattina, però perdonatemi di aver speso alcuni minuti su questa situazione. In Proverbi capitolo 14, il versetto 26 e 27 parla della donna. Nel timore dell'Eterno c'è una grande sicurezza. I suoi figli avranno un luogo di rifugio. Il timore dell'Eterno è una fonte di vita che fa evitare i lacci della morte. Il timore dell'Eterno. Dobbiamo parlare ai nostri figli. Dobbiamo vedere, qualcuno ieri ha detto vai a vedere quello che vede sul telefonino, vai a vedere con chi sta. Noi i nostri genitori non ci permettevano, ci seguivano. Dove vai? Con chi stai? Adesso sono loro che comandano in casa e decidono cosa fare. Non so se avete visto, ieri c'è stato un messaggio della sorella della ragazza che hanno ucciso, Giulia. Ha scritto, era un bravo ragazzo, vero? Perché il papà ha detto era un bravo ragazzo, sua mamma ha detto era un bravo ragazzo. Siamo proprio sicuri di conoscere i nostri figli? Siamo proprio sicuri di conoscerli e sapere con chi stanno e cosa fanno e quello che stanno ascoltando e quello che vedono? La parola di Dio lo dice, Satana sta ottenebrando le menti. E la Chiesa che cosa fa? La Chiesa si fa un culto alla domenica.
È bello. Proverbi 31, 27 dice che la donna, perché ieri ho lodato la donna, mi dispiace che non è stata letta la lettera che ho mandato ieri alle sorelle, perché non parlava solo di loro, ma parlava delle donne nell'opera di Dio. L'hai letta questa mattina? No, questa mattina io dicevo che si poteva leggere alla Chiesa, perché io non lodavo soltanto loro, ma lodavo le donne nell'opera di Dio. Le donne hanno un compito meraviglioso. Le donne, il Signor Gesù le ha dato una responsabilità. A chi è apparso Gesù la prima volta quando è risorto? A una donna. Ve lo leggo, me l'hanno portato, quello che ho detto ieri. Le donne nella Chiesa del Signore hanno un ruolo fondamentale, di valore e importanza personale. Sono convinto che Paolo tenesse in grande conto la dignità e i carismi delle donne e dedito come erano a causa del Vangelo, valorizzasse al massimo il genio femminile nell'opera di evangelizzazione. Al riguardo sono eloquenti le seguenti conclusioni delle lettere abitualmente riservate ai saluti. Non hanno il prestigio dei brani dottinali, ma sono fonte di prima mano per la ricostruzione storica nel ruolo delle donne nelle comunità missionarie nel protocristianesimo. Nel capitolo conclusivo della lettera ai Romani si contano ben 12 donne, di cui 10 chiamate per nome e onorato da titoli che oggi non osiamo certo usare al femminile. Febe è presente come diacono all'interno della Chiesa. Giunia come apostolo. Direi che Paolo appare decisamente entusiasta nelle donne, Trifene e Trifosa, che tanto lavorano per l'opera del Signore, e alla cara Perside, che anch'ella sempre al lavoro per Lui, per il Signore. Paolo esaltava le donne che lavoravano nell'opera di Dio e per l'opera di Dio. E le donne hanno un valore importante nella Chiesa e nella famiglia. Dio ha dato alla donna la responsabilità di curare i figli. Ricordatevelo sempre, me lo diceva mia madre, ma lo sappiamo tutti, una donna è buona per 100 figli e non 100 figli per una mamma. Le donne all'epoca, i mariti sono morti anche a 30 anni, a 32, 33 e avevano diversi figli, hanno portato avanti la casa, i figli e l'hanno fatto crescere nel timore di Dio. E amavano i mariti e sapevano anche le pecche dei mariti, ma non lo andavano a raccontare in giro. Donne, vere donne. Gesù nel suo ministero fu accompagnato e seguito da donne fino alla croce e non a caso apparve ad una donna dopo la morte. Ringrazio Dio per tutte le sorelle che collaborano nella crescita della Chiesa Rifugio in Cristo di Marostica e che vorrei che ce ne fossero sempre di più. Che vi prendeste l'impegno perché riusciste a capire l'importanza e il valore che avete, sorella, nell'opera di Dio. La vostra vita predica più di me quando predico dietro al pulpito. Per la mia amata moglie, per Lisa e per le mie figlie, Deborah e Katia, che mi aiutano continuamente nel ministero che Dio mi ha dato, mi ha affidato, sono sempre vicino a me, malgrado tutto, e mi sopportano. E io voglio ringraziare il Signore per questo. Sorelle che attualmente mi stanno aiutando anche a darmi dei consigli. Io ringrazio il Signore per Lidia, per Silvia, sorelle da tanti anni nella fede, a volte chiedo dei consigli. Le donne vedono più avanti di noi, hanno qualcosa che noi uomini non abbiamo, percepiscono da lontano, vedono le cose da lontano e questo è un dono di Dio, è un dono di Dio. E voglio leggerti il versetto che è qui riportato, 31-27, Proverbi 31-27. Egli sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane pigrizia.
La pigrizia in una donna è terribile. La pigrizia di non portare i figli in chiesa, la pigrizia di non andare in chiesa. Ricordati una cosa, che Dio ti darà il doppio della forza. Quando tu lo onori, Dio ti onorerà. Quando tu ti prendi un impegno per l'opera di Dio, Dio sta vedendo l'opera che tu stai svolgendo nell'opera di Dio. È vero, io vorrei mettere una chiesa vicino a casa tua, perché saresti più libero di poter scendere, di poter salire, di poter andare lì. Ma forse, se non c'è il desiderio, nemmeno sei in casa tua. Nemmeno sei in casa tua. È una scelta. Dio ha stabilito alle donne. Oggi mancano proprio le famiglie. Mancano quelle donne che sanno insegnare ai propri figli che qualche volta anche una sculacciata non fa male. Togliere il cellulare non fa male. Inculca nella testa del fanciullo la via che deve seguire. Ma sai, poi si sentono un pesce fuor d'acqua. Meglio un pesce fuor d'acqua che un pesce morto. Io ho potuto vedere il papà di questa ragazza. Ha dovuto andare a vedere sua figlia, se era lei, riconoscerla. Morta, uccisa. Che cosa sta succedendo nella nostra società? Che cosa sta accadendo? Chi sono i prossimi? Che cosa accadrà? Guardatevi in giro. Guardate le canzoni che ascoltano. Guardate quello che sta succedendo. I nostri adolescenti sono in mezzo a loro. E dobbiamo fare molta attenzione. Siete d'accordo? Grazie per avermi ascoltato. Ora il fratello Carlo mi diceva che ci sono le agende per poter dare in regalo a dicembre, ci sono la parola e il calendario, quindi per chi vuole dare un'agenda, su ogni versetto, ogni pagina c'è un versetto della Bibbia, lo potete regalare magari per queste festività di Natale. Mentre invece lì troverete sempre i gadget, questi sono gratuiti. Li potete prendere, Natale, metteteli anche nelle buche della posta, chi abita in un palazzo, in un condominio, metteteli, perché questo è bello, c'è scritto anche il vero Natale. Amen. Quanti stanno pregando anche per domenica abbiamo il matrimonio, quindi il culto non sarà la mattina, per favore girate, io scrivo ma vedo che a volte quello che scrivo, perché c'è sempre qualcuno qua fuori e dice non lo sapevo, trova la chiesa chiusa e mi telefona. Allora per favore nei gruppi che vi frequentate o chi ha un numero, per favore chiamate, dite guarda che domenica mattina non c'è il culto, ma c'è il matrimonio, a che ora? Alle 2. E di a qualcuno gli avevo detto già alle 3. Alle 2, va bene? Quindi faremo direttamente culto e matrimonio alle 2. Preghiamo il Signore perché venga veramente un matrimonio benedetto da Dio. Amen. Ecco, poi cos'altro devo dire? Preghiamo per il concerto che avremo prossimamente nelle carceri. Amen. Preghiamo il Signore affinché il Signore possa liberare coloro che sono imprigionati dal diavolo, non nelle mura, perché le mura prima o dopo escono da lì, ma dal diavolo, se non accettano il Signore, non usciranno fuori. Bisogna ricevere Gesù per essere liberato dalle grinfie del diavolo. Amen. E che il Signore possa guidarmi in questo, in quel giorno, che possa veramente essere usato da Dio per un messaggio per ognuno di loro. Gloria a Dio! Amen. Per l'offerta sapete, vogliamo ringraziare il Signore e poi casomai vi leggerò anche la lettera del pastore Mango che ci ha mandato, perché sapete che sta costruendo chiese e quindi per l'anno prossimo ci dà un input per poter partecipare come abbiamo partecipato per lui e per l'opera che il Signore li sta chiamando lì. Gloria a Dio. Quindi per le offerte abbiamo le cassette, poi per coloro che desiderano posso dare direttamente in banca. Se vi manca l'appoggio basta che me lo dite, io ve lo mando via WhatsApp, in modo che poi ogni mese, senza che sapete che vanno direttamente per l'opera del Signore. E vogliamo ringraziare il Signore per questo. Adesso voglio andare al messaggio della parola di Dio. Amen. Quanti sono contenti? Wow! Gloria a Dio. Quanti mi sopportano? Alzate la mano, dite la verità. Ecco, vedi mia sorella lì, è stata la prima a alzare la mano, ha detto io ti sopporto. Ed è vero, dobbiamo
la scrittura dice sopportatevi, quindi a volte è una sofferenza. Signore, toglimelo davanti. L'hai mai detto? Signore, toglimela davanti. Io una volta litigai con un fratello, non me ne posso mai dimenticare, perché lui sapeva tutto, parlavi, lui diceva sempre, stava sempre in mezzo, sapete quelli che io so. Era una cosa incredibile, tu parlavi di qualsiasi cosa, parlavi, lui sapeva. Ho detto, Signore, in cielo per favore non metterlo vicino a me. Questo è quello che gli ho detto. Ho detto, per favore, il Signore mi ha detto, ma sei sicuro che vai in cielo? Perché se tu non lo ami, è vero o no? Amen, gloria a Dio. Anna, sì, ma breve. Tu non mi sopporti? Ecco. Grazie, Anna. Gloria a Dio. Va bene, voglio parlarvi di un uomo che si trova al centro del libro delle cronache. Seconda cronache, ve lo puoi mettere vicino allo schermo per favore, Debbie? Oh, scusate, prima cronache, capitolo 4, versetto 9 e 10. È molto curioso che i primi 9 capitoli di prima cronache sono costituiti di elenchi di componenti dell'albero genealogico della tribù. Da Abramo si procede avanti per centinaia di anni, cioè i primi 9 capitoli, voi andate a leggere, vi stufate pure, e si fa fatica anche a capire questi nomi, a leggerli. Sono il figlio di, il padre era il padre di, il figlio ha generato, il figlio ha fatto, tutti questi nomi, nient'altro, incredibile, i nomi sono oltre 500. Tutto ciò è più che sufficiente a far passare la voglia di leggere, anche i più accaniti lettori. Tuttavia, in mezzo a questi nomi, in mezzo a questa foresta di nomi, al capitolo 4, versetto 9 e 10, sbuca fuori un nome. Dio non manda mai nulla a casa, non scrive mai nulla a caso. E cosa dice? Jabes fu più onorato dei suoi fratelli, il più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabes perché diceva l'ho partorito con dolore. Jabes invocò il Dio di Israele dicendo benedicimi ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quando aveva chiesto. Ora, non so quanti di voi, perché è più di quello che noi immaginiamo, vi siete mai trovati oppure te stesso hai vissuto questa situazione o vivi questa situazione? Cioè di portare sulla tua vita, io non dico un nome, perché voi sapete che nell'Antico Testamento i nomi che venivano dati avevano un senso, avevano un significato, si davano dei nomi e di più i nomi li davano il padre, non li dava la madre. Giacobbe, perché gli fu dato il nome a Giacobbe? Che vuol dire soppiantatore, no? Perché? Perché aveva tenuto il calcagno di suo fratello, lui era gemello, è uscito prima da tenuto e questo l'ha fatto nel corso della sua vita, lui è stato sempre un bravo imbroglione. Poi si è trovato anche imbrogliato, perché il suo suocero l'aveva imbrogliato, perché poi quello che tu succede ti accade anche a te. Ma potrei dire di tanti altri, di Samuele, potrei dire di tanti altri che hanno ricevuto un nome perché comunque la sua vita rispecchia o rispecchiava. Ora noi non sappiamo in realtà di questo Jabes, in realtà di tutta la scrittura troviamo solo questo nella parola di Dio. Non lo troviamo più in nessun altro posto, sentiamo semplicemente che in mezzo a tutte queste genealogie
generazioni, padre, e poi dice che Jabes, e quindi quasi esce fuori dal contesto, dal testo, questa cosa, no? Ti viene addosso, dice Jabes fu più onorato di tutti i suoi fratelli, sua madre lo aveva chiamato Jabes, e già questo è un'indicazione che non è dal padre ma dalla madre, e ci dice l'ho partorito con dolore. Ora questo partorire nel dolore, siccome che tutte le donne, quando partoriscono, a meno che, ma allora non c'era il cesareo, o mi sbaglio? Quindi ti addormentano e partoriscono. Ma allora si partoriva normalmente, no? E quindi tutti partoriscono con... Io non sono una donna, ma credo che sentite un po' di dolore, no sorelle? Mi seguite? C'è chi anche ha vissuto qualche giorno di dolore. Forse qualcuno anche di più, 18 mesi, 18 ore, 19, sento il travaglio, è grande. Non lo so. Adesso c'è, certo, grazie. Sì, grazie. Sì, perché lei è anestesista, proprio nel reparto fra l'altro maternità, quindi... Ma questo dolore non sappiamo di che origine è. Se è un dolore da parto, se è un dolore invece perché sei venuto non dovevi venire, quindi mi hai portato un dolore. Avete mai sentito qualcuno dice questo è nato ma non doveva venire e quando è venuto era meglio che non veniva, era meglio... E ci sono più di quelli che voi immaginate che hanno questo peso addosso di sapere che sono venuti contro la voglia dei genitori o in un momento particolare della loro vita. In un momento quindi si sentono quasi costretti in una maledizione di continuare a vivere sotto questa maledizione. Voi provate a immaginare questo ragazzo, questo ragazzino, io me lo sono immaginato, questo ragazzino che si chiama Jabes e i suoi amici che lo chiamano vieni qui tu che hai creato problemi, vieni qui tu che crei problemi. È un po' una iettatura, va, una iella, dice qualcuno, no? Ma questo condiziona anche la vita di una persona. Ci sono persone che dicono io non sono capace a fare nulla, non sono capace di niente, non sono stato capace perché comunque hai quel peso ancora addosso di questa situazione. Questo nome gli fu messo da sua madre, il significato vuol dire partorire con dolore oppure causa di dolore. Ancora peggio. Tu sei stato causa di dolore. Quando tu sei nato, io e tuo padre andavamo d'accordo, sei venuta tu e... Sto parlando a qualcuno questa mattina? Non lo so. Sei venuto tu e hai guastato la festa. Quasi non ti volevo. Mi ricordo la testimonianza una volta di una sorella che ogni volta che andava a casa di sua madre sentiva che c'era qualcosa che non andava bene, il Signore l'aveva salvato, c'era un peso nel suo cuore e chiedeva al Signore, ma Signore perché? Quasi non voleva andare a casa dei suoi genitori, era sposata, se n'era andata via, ma sentiva questo peso e durante un incontro in chiesa, Dio gli rivelò a questa sorella che quando lei era nel grembo di sua madre gli dava pugni sulla pancia perché non la voleva, non la desiderava e la voleva perdere. Però non gli aveva mai detto. E questa sorella quando riceve questa parola da parte del Signore, perché Dio si usò profeticamente di un fratello, quanti credono alle profezie? È un dono, Profeticamente cosa avviene? Che lei chiede perdono al Signore, la perdona e va a casa e gli dice mamma devo dirti una cosa. E la mamma cosa mi devi dire? Io quando venivo qua sentivo che non riuscivo a stare con te eppure mi chiedevo il perché. Dio mi ha rivelato. E mi ha rivelato che tu non mi volevi e che ti prendevi a pugni. E la madre ha pianto, ha detto ma chi ti ha detto queste cose qui? Chi te l'ha rivelato? Il Signore. Però mi ha detto di perdonarti. Perché io non so quale sia il motivo, la ragione, però so che tu facevi questo e io dentro la pancia lo avvertivo, l'ho avvertito e me lo sono portato dietro per tutti gli anni.
Ma quanti sanno che Dio libera? Perché il vero tuo papà, la vera tua mamma, tu sei stato semplicemente gestito. Ma chi ti ha creato e chi ti ha formato? Davide dice, tu mi hai formato nel seno di mia madre. Tu mi hai formato. Sei tu che mi dai la vita. E quando le cose non funzionano, dobbiamo andare all'autore di chi ci ha creato. Siete d'accordo? Io una volta ho provato a portare la mia Citroen da un meccanico normale, quello che avevo precedentemente. L'ha smontata tutto, non è stato capace di... Sono andata alla Citroen in 2 minuti. Perché? Perché erano quelli che l'avevano costruita e sapevano dove era il problema. 2 minuti. Una volta mi ricordo che ho comprato la Simca, ve la ricordate la Simca? Era come le macchine quelle che sono sopra le giostre. Era tonda tutta quanta. Sono andato via, mi ricordo eravamo andati in campeggio, ero giovane, avevo 19 anni, avevo comprato sta Simca perché costava 350.000 lire. Quindi comprammo sta macchina, andiamo in campeggio ad Ascoli Piceno e praticamente su una salita, boom, esce fuori il cambio dalla Simca e andava a vuoto. Eravamo in 4 a spingere sta macchina, abbiamo fatto chilometri per spingere, siamo andati da un meccanico. Quando questo ci ha guardato e lui si è messo a ridere e ha detto, ma non vi hanno detto come si aggiusta la macchina? No, ha schiacciato dentro il cambio. L'ha schiacciato. E prima, secondo, terzo. E noi abbiamo fatto chilometri a spingerlo. Se tu non vai dal Signore, a colui che ti ha creato, e continui a girare per ricevere una liberazione, una parola di conforto, non la potrai ricevere. Devi andare da colui che ti ha formato. Gloria a Dio! Ora c'è qualcuno, oggi c'è la possibilità di toglierti il nome, c'è la possibilità di toglierti anche il tuo cognome, c'è la possibilità di andare in comune e dice non voglio più questo nome, voglio un altro nome. Ti è mai successo? Quando Deborah era piccolina, io parlo solo dei miei figli, non posso parlare, quindi anche se sono presenti mi devono per forza ascoltare. Quindi. Ma lei diceva non mi piace Deborah, dovevi darmi un altro nome. Ape significa, no? Significa ape, Deborah, puncigliosa. Ape. Ma quando sarà grande. Poi piano piano, Deborah ha visto nella Bibbia chi era Deborah. Wow, Deborah. Allora oggi c'è la possibilità che tu puoi cambiare il tuo nome, molti lo cambiano, ma la cosa è vera che tu puoi cambiare il nome ma non puoi cambiare la tua vita. Puoi cambiare l'immagine ma non puoi cambiare la tua vita. Non puoi cancellare le pene, le sofferenze e le umiliazioni e le etichette che pensi di portare addosso. Sapete che ci sono persone che si sono suicidate perché sono stati detti, questi sono quelli che portano iella. Fa attenzione, perché questo ti porta, appena tu lo incontri, poi magari succede qualcosa, hai visto, te l'avevo detto di non fartela con quella persona. E allora hanno iniziato a bombardare su Facebook. E questi ragazzi si sono sentiti soli, fuori, esclusi e si sono suicidati. Jabez è stufo. Jabez non vuole rimanere con questo peso nel suo cuore. Jabez si ferma e invoca il suo Dio. E gli chiede 4 cose. 4 cose gli chiede. Signore, benedicimi, ti prego. Signore, non voglio più vivere con questo nome. Signore, non voglio più portare questa cosa su di me. Non voglio più, Signore, come dire, che gli altri mi vedono in questa situazione, che mi dicono, tu sei quello che, tu sei quello che hai portato, tu sei... Signore, chi poteva liberarlo? Chi poteva farlo? Signore, benedicimi, ti prego. Chiuditi nella tua cameretta, chiuditi
nella tua camera e grida al Signore e dire: Signore, benedicimi, ti prego. Se stai vivendo una situazione difficile, che pensa che questa situazione è causa è stata causata da, ci sono situazioni che magari nel passato e pensi che stiano ritornando. Ci sono persone che vivono vittime e con la paura di quello che gli è successo al nonno, al padre, alla madre, succede anche a te. I peccati generazionali. Quanti sanno che Cristo Gesù sulla croce ha spezzato i peccati generazionali? Perché è scritto, perché nella sua parola è scritto in Esodo che egli usa la benignità fino alla 1000ª generazione di coloro che lo amano, e l'iniquità dai padri fino alla 3ª e alla 4ª generazione. Ma Isaia ci dice che sulla croce egli ha portato le nostre iniquità e li ha spezzati, li ha rotti. Io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Quello che è successo a mio padre, quello che è successo a mia madre, quello che è successo ai miei progenitori, io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. E quello che è accaduto a mio padre e a mia madre non mi tocca, perché la mia vita è nelle mani del Signore. Bellissimo quello che ha detto la nostra sorella Monica. Io non lo so. Ma chi di noi può dire questa mattina quanto tempo vivi? Io non lo so. Una malattia mi ha colpito, sì. I medici possono dire quello che vogliono, ma l'ultima parola sulla mia vita è colui che mi ha creato. Perché colui che mi ha creato è potente di rinnovare ogni cellula della mia vita. Io ricordo quella testimonianza di quella sorella a Napoli che aveva perso la vista, che aveva 4 figli e c'erano i fratelli e le sorelle che andavano a casa ad aiutarla, a fargli i lavori in casa con 4 bambini, e lei la notte ha detto: Signore, io non posso vivere così. Vedete che meraviglia il fatto di supplicare il Signore: invocami nel giorno della distretta, io te ne darò fuori e tu mi glorificherai. Lei ha gridato e ha detto: Signore, come posso portare avanti la mia vita? Mi hanno detto che non c'è più nulla da fare, gli occhi si erano completamente rotti. E lei durante la notte vede una luce, ma non riesce a comprendere, vede solo un bagliore. E si addormenta, e la mattina quando apre gli occhi vede perfettamente, vede proprio bene. Lei si alza e dice: ti vedo, al suo marito, ti vedo. E va dal dottore, dall'oculista, e gli dice: Signore, lei non è stata guarita. Lei ha 2 occhi come un bambino appena nato. Gli sono stati ricostruiti gli occhi. Quella sorella, andate su YouTube, andate a vedere, è su YouTube, scende nel mare, scende nel battesimale, era cieco, la portano in acqua, e quando esce dall'acqua inizia a guardare il fratello che l'ha battezzato, lo guarda e dice: io ti vedo, dice: io ti vedo, e il marito che gli va incontro nell'acqua si butta anche lui, l'abbraccia e dice: io ti vedo, perché noi abbiamo l'Eterno che guarisce. Io vorrei che questo messaggio non fosse un messaggio che possa toccare solo i tuoi sentimenti, ma che tocca il tuo spirito, perché quando tocca lo spirito c'è liberazione e guarigione. Non essere emotivamente coinvolta. A volte siamo emotivi anche davanti a un film, ci mettiamo a piangere. Qui devi essere toccata nello spirito. Sì, Signore, io credo che tu puoi. Tu puoi ogni cosa. Mio padre ha getto via le stampelle a casa mia. Io ero piccolino, lui ha preso le promesse, pane di vita, e c'era: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo che ti guarisco. Papà aveva 5 centimetri in meno sotto a un piede, il piede si è allungato, la gamba si è allungata a casa mia. E lui diceva: Lucia, guarda, si è tolto la scarpa che era più alta, Lucia, guarda, e io lo vedevo andare avanti e indietro. Il Signore mi ha guarito. Io credo. Non sono uno che va in chiesa tanto per, ma Cristo vive in me. Questo è quello che fa la differenza.
Signore, ti prego, benedicimi, tu solo lo puoi fare. Signore, allarga i miei confini, sono maledetto, non posso fare niente, mi dicono che non posso fare più nulla, non c'è speranza per me. Dovunque vado, vedo che tutte le cose sono chiuse. Signore, allarga i miei confini. Ma sai, fratello, il Signore, Signore, allarga i miei confini. Alleluia, solo tu puoi portarmi fuori da tutto ciò. La terza richiesta, Signore, sia la tua mano su di me. È bello sapere che hai un'assicurazione sulla tua vita. Quanti hanno un'assicurazione sulla casa? Quanti hanno fatto una polizza sulla casa? Io l'ho dovuto fare perché quando ho comprato casa ho fatto il mutuo. E la banca non te lo fa il mutuo se non fai l'assicurazione. E ti dice questa fino a prova contraria è mia. Nel momento in cui si brucia o succede una cosa, tu me la devi pagare, se tu dove paghi? Quindi mi fai una polizza. Quanti sanno che da quando abbiamo accettato Gesù c'è una grande assicurazione di polizza sulla nostra vita, che è stata stipulata in cielo? Gloria a Dio! E quanto hai pagato per quella polizza? Niente. Uno dei maggiori esponenti della camorra a Napoli, ai quartieri spagnoli. Io sono stato a predicare in quella chiesa, che era una bisca clandestina. Gli dissero che non poteva uscire fuori dalla camorra. Luca, vero? Luca ne sa qualcosa. Non puoi uscire, una volta che sei dentro o rimani o esci su una bara. Lui aveva accettato Gesù nella sua vita, aveva ricevuto il Signore, conosceva i nomi di tutti, sapeva tutto. E quando gli hanno minacciato, lui ha detto, tu non sai, perché l'altro diceva tu non sai io chi sono, e lui disse tu non sai io chi sono, adesso. Io sono un figlio di Dio. L'angelo dell'Eterno è accampato intorno a coloro che lo temono. Gustate e vedete quando l'Eterno è buono. Altro che guardia del corpo. Altro che guardia del corpo. Abbiamo gli angeli al nostro fianco. Ricordo un anno, avevo un'assemblea di chiesa, molti anni fa. C'erano delle persone che mi accusavano di determinate cose, ero stato accusato di tante cose. In questa assemblea di chiesa c'era chi si era alzato e minacciava, indicava, e il Signore mi diceva, stai in silenzio, non aprire bocca. E io non aprì bocca. A un certo punto vidi due fratelli, uno a destra, ma se chi era presente se lo può ricordare quell'occasione, no? Si inginocchiarono a terra, caddero a terra in ginocchio e iniziarono a lodare il Signore in lingue. Lodavano in lingue. Queste persone che mi accusavano scapparono fuori, andarono fuori di corsa. E questi fratelli dopo raccontarono e dissero, tu eri lì e alla tua destra e alla tua sinistra c'erano due angeli con la spada pronta a sguainarla. Se tu ti saresti alzato, qui sarebbe venuta una strage. E io quando li ho visti, e li hanno visti tutti e due contemporaneamente, si sono inginocchiati a terra. Oh, se tu sapessi che vicino a te, quando tu ti stai difendendo, il Signore dice stai in silenzio, perché sarò io a difenderti, avresti la certezza che il Signore dice a me la vendetta. Noi abbiamo delle guardie del corpo straordinarie, trasparenti, non si vedono, ma in quel momento, dice, se tu ti fossi alzato, non so cosa sarebbe accaduto. E invece queste persone sono uscite tutte.
5, 6 che erano, si erano messe d'accordo per poter, come dire, in qualche modo distruggere l'opera di Dio qui a Marostica, perché attacchi il pastore, attacchi il gregge. Signore, sia la tua mano su di me, proteggimi. Signore, preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. Gloria a Dio. Signore, preservami dal male. E la scrittura ci dice che Dio gli concesse quando aveva chiesto. In mezzo a una genealogia, in mezzo ai nomi. Perché in mezzo a questi nomi? Perché ce l'ha messo in una genealogia? L'avete mai immaginato? Io l'ho pensato, ho detto, ma Signore, ma perché? Perché se sulla tua vita e sulla mia vita noi viviamo come gli altri, cioè siamo in una genealogia umana e noi viviamo le cose umanamente, ma lui invece adesso ha chiesto la benedizione di Dio. Sei tu mio padre, sei tu, io non nasco da un padre e da una madre, io nasco da te e sei tu, Signore, che ti prenderai cura della mia vita. Sono stato chiaro? Dobbiamo comprendere che quando il Signore ci ha salvati, sulla nostra vita è accaduto qualcosa di sovrannaturale, qualcosa che noi non vediamo, ma di sovrannaturale. La cosa meravigliosa è che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita. Ed è meraviglioso questo. Vedete, prima Carmela diceva, Pastore, ci hai sorpreso, è stato bello quello che tu hai fatto. Io l'ho pensato, ieri mattina sono andato a girare cosa prendo, cosa non prendo. Sono sciocchezze, non è che sono chissà che roba. Però a volte basta poco, no? Siete d'accordo? Poco. Ho scritto su quelle medaglie, ho fatto un fiore ad ognuno di loro e la lettera per dire grazie per quello che state facendo nell'opera del Signore. Però, fratelli, io mi immagino quel giorno, quando saremo alla presenza di Dio, e che il Signore metterà sul nostro capo la corona. Ad ognuno di noi. Provate a immaginare, c'è un filmato su YouTube che è spettacolare, che loro si presentano uno alla volta, sono in fila, e il Signore mette una corona in testa ad ognuno di loro. E così è scritto nella sua parola. Vieni avanti, fedele servitore. Qua puoi ricevere, o forse non la ricevi, da chi magari neanche ti apprezza per quello che stai facendo, ma un giorno sarai apprezzato. Dicevo a una sorella, quello che è scritto nella sua parola, ci scrivevamo e quindi gli dicevo a questa sorella, dicevo, mi viene in mente quel verso della parola che dice che le membra del corpo che paiono le meno onorati sono quelle più stimate. Quelle che magari nella Chiesa non vedi che hanno dei ruoli, che hanno dei compiti, che hanno però hanno un meraviglioso rapporto con il Signore e stanno pregando per il pastore. Stanno pregando per coloro che sono all'interno della Chiesa, che si affaticano, che si danno da fare per l'opera del Signore. Quelle membro del corpo un giorno saranno onorate davanti al Signore, perché Dio vede nel segreto e vede quello che tu stai facendo per l'opera di Dio. Vede quando tu hai preso il telefono e hai fatto una telefonata, vedo quando tu sei uscito di casa per andare a trovare un fratello, una sorella. Quando abbiamo avuto il Covid, sorelle che partivano e gli mettevano il cibo fuori dalla porta. Andavano a fare la spesa e lo mettevano là fuori e andavano via. Persone che si prendevano cura, non rimanevano nelle quattro mura. Avevano bisogno, sapevano che avevano bisogno e hanno ricevuto fuori. E quelle sorelle sono state di grande benedizione per te. È come se avessi visto il Signore che ti è venuto a portare del cibo. È vero o non è vero? Questo è l'amore, questa è la Chiesa del Signore. Io non so che cosa c'è nella tua vita, non so quale sia il tuo passato, magari forse lo vivi ancora, o sto parlando a qualcuno in internet. Sapete quante persone anche in internet mi scrivono: Pastore, questo messaggio è stato per me, è stato bellissimo, e ringraziamo il Signore anche per questo, ma io voglio dirti una cosa: fai come ha fatto Jabez, fermati,
inginocchiati e di: Signore, benedici la mia vita. Signore, dammi luoghi ampi. Signore, fa che veramente io possa sentire la tua benedizione sulla mia vita. Io non voglio più vivere con questo sentimento nel mio cuore, con questo peso, sapere che sono nato, che sono stata una persona che ha portato solo problemi da quando sono nato. E ti porti dietro questo peso. Lascia che il Signore ti dice: tu realmente chi sei. E non è a caso che il verso inizia così, nel capitolo 9. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. E perché lo fu? Perché lo chiese al Signore. Più onorato dei suoi fratelli. Ci sono nelle case, no? nelle famiglie, che il padre e la madre vuole bene più e quindi dà a un altro più. Jabes fu onorato più di tutti gli altri suoi fratelli. E sapete quello che interessa a me? Non è l'onore dell'uomo, che va bene, ma quello che interessa a me è che il Signore dice: sei un uomo grandemente amato. Daniele, uomo grandemente amato. Daniele dice: il Signore, vi ricordate il re cosa dice sulla buca, sulla fossa? Il Signore, colui che tu servi del continuo, ti ha potuto liberare dalla mia mano? Colui che tu servi del continuo, colui che l'hai fatto Signore nella tua vita, colui che non hai avuto paura di aprire le finestre davanti agli altri e pregare 3 volte al giorno. Di questo lo accusavano. Lo accusavano di essere fedele al Signore. Di cosa ti accusano a te? Quali sono le accuse? Ma non ti accuseranno mai se vieni in chiesa a lodare il Signore. Ti accuseranno di altre cose. Ma quando prendi il tuo tempo per venire a pregare, e anche per coloro che non ti amano, non ti vogliono bene e che magari te ne hanno fatte, vedrai che il Signore ti benedirà e ti libererà. Amen. Alziamoci. Gloria a Gesù. Alleluia. Non voglio togliere l'opportunità a nessuno questa mattina, ma se questo è stato il messaggio per te, per la tua vita, o tu che sei a casa, che stai ascoltando, io ti chiedo semplicemente di alzare la tua mano lì dove sei, a casa o qui presente, mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino. Magari ti senti ancora, sei tu quella persona che sai di aver avuto questo sulla tua vita, magari ti hanno detto e te lo sei portato per anni. Il Signore questa mattina vuole benedirti, vuole benedire la tua vita, vuole che tu sappia che per Lui sei importante, sei prezioso per Lui. E che tu non sei ciò che credi di essere, ma tu sei ciò che Lui dice che sei. E questo è importante. Allora questa mattina ti chiedo semplicemente di alzare la tua mano. Dire: Signore, eccomi qui. Signore, da tanto tempo porto questo peso, sto portando un peso di sapere che qualunque cosa faccio, dovunque vado, mi sembra che io realmente porti nulla di buono. Invece il Signore dice: tu sarai una benedizione per me, dovunque tu andrai, perché tu porterai la mia benedizione. Ma questa mattina io voglio che tu lo sappia, dice il Signore, affinché tu, riuscendo a sapere queste cose, sarai completamente libero nella tua mente, nel tuo spirito. Quindi il Signore ti chiede questa mattina di essere consapevole, come ha fatto Jabes. Signore, lo devi dire tu con la tua bocca: Signore, benedicimi. Signore, allarga i miei confini. Signore, sia la tua mano su di me. Alleluia. Grazie Signore, grazie per questo culto, grazie per questa mattina, grazie per l'amore fraterno, Signore, gli uni per gli altri. Grazie Signore per quello che tu stai facendo nel nostro mezzo. Signore, noi senza di te non possiamo fare nulla, non possiamo andare da nessuna parte.
Vogliamo essere come il popolo di Israele, che quando la nuvola si alzava, si muovevano e andavano anche loro. Così anche noi, Signore, vogliamo andare dove Tu ci porti. Signore, sappiamo che siamo benedetti da Te. Grazie per questa chiesa, grazie per questo locale che ci ospita, Signore. Ma la cosa più importante, Signore, è che possono vedere in noi l'amore gli uni verso gli altri. Signore, benediciamo chi è uscito da questa comunità. Li benediciamo, Signore, e ti chiediamo, Signore, continua a prenderti cura della loro vita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi.